Per me questo Natale sarà un Natale speciale, diverso da tutti gli altri. E vorrei che anche per i nostri due marò e anche per le persone che sono ancora nelle mani dei terroristi in altri paesi finisse e potessero riabbracciare le loro famiglie. Questa sera è la vigilia e sarete tutti riuniti attorno al tavolo, tutti assieme, tutta la famiglia assieme, per festeggiare questo Natale. Provate a pensare alle famiglie o alla vostra famiglia senza un caro che è prigioniero in un paese straniero. Non sarebbe Natale. Io dico a loro di tenere duro perché comunque tutta l'Italia è con loro. Per questo io auguro un buon Natale a tutti e vi chiedo di stringervi attorno a questi due uomini e anche alle loro famiglie e alle famiglie di quegli italiani che sono ancora prigionieri